Pensiero del giorno. Lunedì 3 marzo. Saper perdonare. Siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato voi in Cristo. Lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 32. Questa parola è stata presa dalla lettera di San Paolo alla comunità di Efeso. L'Apostolo sta parlando della vita cristiana come vita di unità e di carità. Dopo aver elencato le cose che l'amore cristiano ci fa evitare, egli ci dice ciò che questo amore spinge a fare. Ed ecco uno dei primi atteggiamenti che la carità ci suggerisce: la misericordia, il perdono verso tutti. Gesù non condanna, non esclude mai alcuno, sostiene e incoraggia tutti, non spegne la fiammella tremolante. Il suo è un amore che va alla ricerca della pecorella smarrita. È un amore che ricostruisce e ridona la pace. È un amore che perdona senza limiti, che dimentica tutto, che fa festa al peccatore che torna alla casa del Padre, rinnovandolo completamente. Dobbiamo guardare a Gesù, pensare a Lui e cercare di avere anche noi, verso i nostri prossimi, quella benevolenza e misericordia che Gesù per primo ha avuto verso di noi, che sempre ha e della quale noi non dubitiamo mai, anche se sbagliamo 100 volte al giorno. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita dell'agosto 1988. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6:41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.